Oggi ci troviamo sulla strada del vino dei sapori del Friuli Venezia Giulia, siamo a San Daniele, benvenuti al prosciuttificio Bagatto, mi presento, sono Lorenzo Bagatto. La nostra è una delle aziende fra le più piccole qui a San Daniele, siamo un'azienda a conduzione familiare a livello artigianale. La nostra azienda nasce alla fine degli anni 50 e siamo gli unici soci fondatori del consorzio tuttora presenti, perché mio nonno nel 61 insieme ad altri produttori ha fondato il marchio, quindi il consorzio del prosciutto di San Daniele. San Daniele ha una particolarità geografica unica e irripetibile. Ci troviamo su un colle, abbiamo una quarantina di chilometri al mare, una quarantina di chilometri verso le montagne, quindi abbiamo un microclima ideale che soltanto qui si può trovare. Quindi abbiamo i venti umidi e caldi che arrivano dal mare e i venti secchi e freddi che arrivano dalle montagne. Abbiamo il fiume Tagliamento, che è uno degli ultimi fiumi liberi che abbiamo in Italia, probabilmente anche in Europa, che riesce a mantenere l'umidità in questa zona. Quindi è un microclima irripetibile che può far stagionare i prosciutti in una maniera unica. È un prodotto DOP, in quanto utilizziamo materia prima 100% italiana, quindi suini da allevamenti e macelli unicamente italiani. Le lavorazioni vengono fatte manualmente. Il sale è la primissima fase. Ogni prosciutto viene ricoperto dal sale un giorno per ogni chilo di peso della coscia, quindi 15 kg di carne avranno 15 giorni di copertura di sale, 16 kg 16 giorni e così via. Più o meno metà strada, quindi verso i 6-7 mesi, il prosciutto viene ricoperto per la prima volta con questo impasto di colore chiaro che si chiama sugna. È un impasto costituito da farina di riso, grasso, sale e spezie. Solitamente viene fatta verso i 6-7 mesi, poi nuovamente verso i 12-13 mesi di stagionatura. Una cosa che caratterizza il prosciutto di San Daniele è la zampa, quindi il prosciutto crudo di San Daniele dovrà avere la zampa completa. Per controllare la qualità dei nostri prosciutti utilizziamo questo strumentino. È una cosa semplicissima, uno stinco di cavallo, quindi un osso che ha una particolarità, un osso molto poroso e trattiene i profumi per pochissimi secondi. Abbiamo delle zone in cui andiamo a controllare in questo modo, andiamo a controllare la qualità e la stagionatura dei nostri prodotti. Questo punto e in questi altri punti. Al 13° mese di stagionatura il prosciutto crudo viene marchiato con un marchio a fuoco che indicherà il marchio, quindi il prosciutto crudo di San Daniele, ed un numero che farà riferimento all'azienda produttrice. Questa però, diciamo, è la base di partenza, perché poi l'azienda può scegliere se continuare con la stagionatura oppure vendere subito il prodotto. Questa è la nuova veranda bioclimatica in cui si possono degustare i nostri prodotti, quindi tagliere di prosciutto, affettati locali, formaggi locali, un buon bicchiere di vino friulano. Nel nostro spazio degustazione si possono acquistare i nostri prodotti, siamo aperti il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al sabato dalle 9 alle 19 con orario continuato, quindi si possono assaggiare durante tutta la giornata i nostri prodotti, volendo anche all'aperto, e bere un buon bicchiere di vino friulano.